Cosa succede se si è disoccupati? Ci si sente esclusi dalla società, le proprie competenze tendono a calare, più a lungo si è disoccupati, più si tende a perdere le proprie capacità, le proprie competenze, più dura la disoccupazione, meno impiegabili si diventa. Le aziende non vogliono assumere delle persone che sono disoccupate già da mesi, oppure nel caso degli Stati Uniti addirittura da anni. La disoccupazione crea un danno psicologico, la depressione, l'ansia, il numero dei suicidi aumenta. E questo può essere un buon segnale per le case farmaceutiche che producono antidepressivi e guadagnano tantissimo da questa situazione, ma è estremamente dannosa per la società. Si perde la motivazione, peggiorano i rapporti familiari, aumentano le violenze domestiche, i divorzi, tante cose quando aumenta la disoccupazione. Ed è difficile misurare questo tipo di costi, però è possibile farlo. Quest'anno la Casa Bianca ha realizzato uno studio proprio nel tentativo di capire esattamente quali fossero i costi della disoccupazione di un giovane che non lavora e non studia. Quali sono i costi indiretti che ricadono poi su tutti noi? Aumenta il tasso di criminalità, si perde il posto di lavoro, si perde l'assistenza sanitaria e quindi praticamente non si va dal medico fino a quando non si sta molto male, aumenta la spesa anche per i servizi sociali perché la gente non ha un reddito con cui sostentarsi. La Casa Bianca ha valutato che i costi di un ragazzo disoccupato che non studia in America sono di $38.000 circa all'anno. E vediamo i costi diretti, cioè la perdita di produzione di reddito derivante dalla disoccupazione delle persone che non producono niente, invece, quindi non sono produttive su un posto di lavoro, quindi persone che danno un servizio alla comunità e all'economia. Nella curva in alto, quella verdolina, vediamo quella che era la tendenza del PIL statunitense prima della crisi finanziaria e la recessione. Se non fosse mai avvenuta, la stima praticamente avrebbe seguito l'andamento di questa curva, ma a causa della crisi e della recessione il nostro PIL è calato in maniera brusca. La differenza fra la curva rossa e quella verdolina è il gap del PIL, il divario del PIL, cioè che rappresenta la perdita di reddito e di produzione derivante da questo incremento di disoccupazione. E a quanto ammonta esattamente? Bill Mitchell, che è un esponente di punta dell'MMT, ha fatto una valutazione e la vediamo qui. Ha valutato il costo giornaliero della disoccupazione negli Stati Uniti, la differenza fra le colonne blu e le grigie su base giornaliera. E ha concluso che gli Stati Uniti sta sacrificando l'equivalente di un importo che va da 6 a 11 miliardi di dollari al giorno, che noi praticamente perdiamo a causa dell'elevato livello di disoccupazione. E Bill dice, e lo dice in maniera molto diretta, senza usare mezze parole, dice: dite a voi stessi, tutti i giorni il governo degli Stati Uniti permette che 9,7 miliardi di dollari se ne vadano giù per lo scarico sotto forma di reddito perduto proprio a causa del fatto che sono troppo stupidi per implementare delle valide misure di creazione di posti di lavoro.
Però che cosa sono delle misure sensate di creazione di posti di lavoro? Se chiediamo a un tecnocrate o un esponente, per esempio, del Partito Conservatore statunitense, la risposta sarà che la soluzione per la creazione di posti di lavoro sta proprio nella creazione di un ambiente migliore per le aziende. Ok, sono d'accordo, ma che cosa significa esattamente creare un ambiente migliore? Per loro significa ridurre le tasse, significa meno regolamentazione. Sono queste le cose che veramente contano per le aziende. Per questo che gli imprenditori non investono e non assumono, è per questo quindi che non aumenta l'occupazione. Ma chiedete a un imprenditore quali sono gli ostacoli che incontra. Domanda, sondaggio dopo sondaggio negli Stati Uniti abbiamo visto che non sono i livelli di tassazione elevati oppure la eccessiva regolamentazione che trattiene gli imprenditori dall'assumere di più e dall'investire di più, ma è il basso livello di vendite. Ecco, questo è il problema. Mancano i clienti. E il motivo per cui i clienti non ci sono è che ci troviamo in una crisi finanziaria che è stata alimentata da un'enorme bolla del debito che è scoppiata e ha lasciato enormi strati della popolazione statunitense senza reddito, senza i soldi necessari per andare nei negozi. L'economia di base per persone come Lerner, Keynes o per l'MMT è molto semplice. Le vendite creano posti di lavoro. Le aziende assumono quando hanno tanta domanda, non quando hanno gli sgravi fiscali, non quando viene fatta la deregulation. Sono i clienti a creare le vendite. Ma i clienti devono avere dei soldi da spendere, un reddito, e quindi anche il reddito crea vendite. E la spesa crea il reddito. Tutte le volte che una persona spende dei soldi, c'è un'altra persona che le riceve e quindi questi soldi diventano il suo reddito. Se pensiamo per esempio se pensiamo di voler guadagnare dei soldi e la ricchezza, ecco, dobbiamo interpretare l'aspetto economico in questo modo. L'austerità fiscale o la buona finanza, come la chiamano, significa tagliare la spesa, ma questo significa anche tagliare i redditi. E questo significa poi alla fine tagliare le vendite e questo significa perdere posti di lavoro. Che cosa suggerisce Lerner? La disoccupazione esiste perché non c'è abbastanza spesa nell'economia. In qualunque economia del mondo la spesa deriva da 4 fonti diverse, cioè il settore famiglie, che è la fonte principale di domanda che c'è nell'economia, le aziende, il settore pubblico e il resto del mondo, quindi tutto quello che gli altri paesi vogliono comprare da noi. Qual è il problema oggi? La spesa che va per i consumi è calata perché i redditi sono calati. Se la gente non consuma, le aziende non hanno clienti e quindi diminuiscono gli investimenti, per cui ci sono 2 componenti importanti della domanda in economia vengono a risultare fortemente depresse, come avviene adesso. Il consiglio di Lerner è di controbilanciare questa situazione con la spesa governativa. La finanza funzionale è il termine che ha forgiato per la sua proposta di come il governo debba gestire la propria politica fiscale macroeconomica. Bisogna intanto avere una moneta sovrana per poter gestire la finanza funzionale. Non lo si può fare sulla base dello standard aureo, sulla base di tassi di cambio fissi, non si può fare con l'euro.
Gli Stati Uniti hanno una moneta sovrana, ma le sue finanze sono disfunzionali. Semplicemente per il fatto che noi possiamo fare certe cose non significa che poi le facciamo, e non basta semplicemente creare il sistema di controllo adatto, bisogna anche creare la macro politica corretta. Ava Lerner ha scritto un articolo molto colorito, se volete, che si intitola L'economia del volante. E all'inizio dell'articolo parla proprio di questo pianeta immaginario in cui i marziani vanno in giro sulle loro vetture complicatissime interplanetarie sul loro sistema di autostrade planetarie. Le vetture non hanno il volante e i marciapiedi sono molto alti e quindi le vetture vanno avanti sbattendo da una parte all'altra. Quindi Lerner dice: se un terrestre visitasse questo pianeta, guarderebbe questo sistema autostradale e direbbe: ma è una follia, è pazzesco. Noi siamo molto più intelligenti sulla Terra, noi abbiamo messo lo sterzo sulle macchine, non è necessario sbattere da un marciapiede all'altro per andare avanti, riusciamo a controllare il nostro destino. E a questo punto dice: perché siamo così, perché non siamo altrettanto intelligenti quando si tratta di economia? Molliamo il volante, ci lasciamo sbatacchiare di qua e di là dal mercato e diciamo: beh, non c'è niente che ci possiamo fare, laissez-faire, lasciamo fare. Che cosa vuole Lerner? Vuole la finanza funzionale. Il compito del governo è duplice. Innanzitutto il governo deve mantenere il livello di spesa dell'economia abbastanza elevato da mantenere una piena occupazione. Numero 2, il governo deve usare i suoi poteri per adeguare le tasse, la spesa, in maniera da ottenere il primo obiettivo, raggiungere il primo obiettivo. Non si mira a un determinato livello arbitrario di deficit, il governo deve sapere dove va in risposta a quello che succede in economia. Le tasse non servono a finanziare il governo, servono a far andare avanti il sistema monetario, fanno in modo che la valuta del governo venga accettata, gli danno valore, ma il valore non ha bisogno di farsi dare soldi da spendere dal settore privato, il governo spende emettendo la propria valuta. Il governo non ha neanche bisogno di prendere a prestito per farlo, fra l'altro Lerner dice che non dovrebbe farlo. Il prestito consiste nel prendere i soldi da quelli che li hanno quando l'obiettivo è quello di far spendere la gente il più possibile per conto loro, per avere una piena occupazione. Con una valuta sovrana i governi spendono indirizzando le loro banche ad accreditare sul conto di qualcun altro, e questo avviene senza che il governo deva firmare neanche un assegno. Nell'era moderna i governi spendono pigiando sui tasti del computer e questi colpetti sul computer non si esauriscono mai. Noi alle volte diciamo il governo è un po' come quello che tiene i punti di una partita. Se andate a una partita di calcio e la vostra squadra va benissimo e fa un gol dopo l'altro, voi che cosa fate? State lì seduti fra il pubblico e avete paura che alla fine non ci siano più punti da attribuire? No, è impossibile. Ed è anche impossibile che il governo non abbia più colpetti da dare sui tasti. Non ci sono vincoli finanziari per un governo che emetta una propria moneta. L'unico vero limite è un limite di risorse, cioè se si vuole usare più risorse di quante non siano disponibili, il prezzo di queste risorse aumenta e il risultato sarà un'inflazione. Che deve fare allora il governo?
utilizzare i propri poteri per tassare, per mantenere l'economia operante alla temperatura giusta. E Lerner pensa che i bond non siano strumenti di finanziamento, ma termostati, come il termostato che abbiamo a casa. Che cosa facciamo se è troppo freddo? Aumentiamo la temperatura, ma se è troppo caldo abbassiamo la temperatura sul termostato. Stessa cosa bisogna fare con l'economia. Se l'economia non funziona ad alto livello, allora si riducono le tasse e si aumenta la spesa. Se l'economia invece sta operando a livelli troppo poco elevati, si aumentano le tasse e si taglia la spesa. Quindi sono strumenti questi da utilizzare per raggiungere gli obiettivi della politica macroeconomica. Lerner dice che il deficit è normale, che il governo sarà sempre in deficit, è uno stato di cose normale da accettare secondo lui. Ma quando si parla però del tipo di deficit, su che cosa dovrebbe spendere il governo? Se il governo riduce le tasse, chi ne deve trarre beneficio? L'MMT propone un'ampia gamma di programmi. Probabilmente il più importante riguarda la garanzia del posto di lavoro. E molto brevemente vediamo che la garanzia del posto di lavoro è un programma che permette al governo di raggiungere qualcosa che non è mai stato raggiunto in nessuna economia di mercato, cioè la vera piena occupazione. L'idea di fondo è che il governo offra un salario e un pacchetto di benefit a tutti i disoccupati che siano però pronti, disponibili e in grado di lavorare. Questo programma praticamente attinge ad una riserva di sicurezza, di scorta, assorbe i lavoratori quando l'economia è debole e li lascia andare e li rende disponibili quando l'economia è forte. Quindi praticamente permette l'attuazione del programma governativo nonostante la ciclicità naturale dell'economia, anzi assecondandola. I benefici di un programma di questo tipo sono molteplici e probabilmente se ne potrà parlare più specificatamente più tardi nel corso della serata. Grazie.